La scorsa settimana abbiamo raccontato della storia della bambina che sarà la prima dopo 57 anni ad aver scritto il nome di Semestene all'interno della sua carta d'identità, essendo nata nella casa dei genitori proprio nel paese. E partendo proprio da questo tema si era visto come il paese fosse uno di quelli meno popolati dell'isola, di come all'interno dei piccoli centri c'è difficoltà a mettere su una famiglia, di come si perdono più abitanti di quelli che si guadagnano, insomma della crisi che c'è nelle aree interne, ma non solo per quanto riguarda lo spopolamento. Dico non solo perché oggi sulla Nuova Sardegna, pagina 2 e pagina 3, Claudio Zoccheddu racconta proprio come è cambiata la demografia in Sardegna, quali città hanno preso più o meno abitanti, dove sono le sacche maggiori di spopolamento. Ovviamente le aree interne, quelle con meno servizi, sono quelle più colpite, ma in generale tutta l'isola ha subito lo spopolamento, a parte la città di Olbia che ha guadagnato circa 1300 residenti, ma nel complesso è una perdita che avviene sempre più a favore delle città nell'Interland rispetto alle città. Ha perso Nuoro un sacco di abitanti, li ha persi Cagliari quasi 3000, anche Sassari ha visto il numero di abitanti diminuire. Questo perché generalmente se da una parte nei piccoli centri non si va perché appunto mancano servizi, dalle grandi città ci si allontana a causa dell'elevato costo di un affitto o anche eventualmente di un appartamento, di una casa da poter comprare, quindi si decide in linea di massima di allontanarsi. Ma tornando ai piccoli centri, perché effettivamente lì la situazione è drammatica, ci sono degli esempi di sindaci che non si vogliono rassegnare allo spopolamento e tra quelli ad esempio sentiti da Claudio Zoccheddu all'interno dell'articolo si prospetta un modello in cui cultura, servizi e la cura del territorio possono essere degli strumenti per invogliare delle persone anche a trasferirsi all'interno di questi centri e non farli morire. Certo, mancano, come detto, gran parte di servizi essenziali, la sanità territoriale manca e quindi tanti hanno paura di far nascere un figlio o una figlia in dei posti dove poi è difficile trovare un medico, le strade sono vecchie e poco curate, ci sono tantissimi incidenti e quindi è difficile anche spostarsi e anche a volte pericoloso in certi momenti dell'anno. Mancano le scuole e quindi alle volte bisogna accorpare i bambini di più paesi e in tanti casi i comuni non hanno a disposizione un pulmino, uno scuolabus per portare i ragazzi e le ragazze all'interno degli istituti scolastici dell'Interland. Insomma, una serie di servizi mancanti che sicuramente non aiutano a diminuire lo spopolamento, problemi che, vero, ci sono sempre stati, ma che negli ultimi anni sono cresciuti sempre di più con il taglio dei servizi minimi ai cittadini. Eppure proprio le statistiche insegnano che lo spopolamento, così come altri fenomeni, può essere controllato, può essere accompagnato e ci possono essere anche dei modi per poter invertire questa tendenza. Lo si fa investendo ovviamente in servizi per la famiglia, quindi cercando di invogliare le persone a far dei figli, magari chi ha dei dubbi sul farli o meno è più invogliato nel caso in cui appunto ci siano maggiori servizi a favore della natalità, oppure migliorando i servizi che ci sono, investendo ancora di più in infrastrutture e migliorando quindi la qualità della vita delle persone che sono più invogliate magari a rimanere. Come detto, guardando i numeri, tantissimi paesi dell'isola nel giro di 20 anni sarebbero dovuti scomparire, eppure sono ancora lì, ci sono ancora delle persone che vivono quei territori, che ancora appunto lottano per non scomparire, ma che appunto sono ancora lì sulla cartina geografica. Quindi una ricetta contro lo spopolamento si può trovare e probabilmente per la sopravvivenza anche della stessa isola è uno dei punti cardine su cui bisognerà lavorare nei prossimi anni. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 21 ottobre. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono ascoltare sia in FM, in radio, sia in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un lunedì che sulle pagine dei giornali si concentra in modo particolare sul tema dell'abitare. Abbiamo parlato dello spopolamento e della crisi dei piccoli centri dell'isola, però c'è un altro problema del vivere all'interno della Sardegna, ossia quello delle fasce della popolazione che nell'isola vivono all'interno delle case popolari. Ne parla oggi l'Unione Sarda in apertura, pagina 2 e pagina 3, nell'articolo
Nell'articolo a firma di Alessandra Carta si racconta come attualmente nell'isola sono 28.000 gli alloggi delle case popolari che versano nel degrado ed è necessaria una riqualificazione che in questo momento è ferma da decenni, con investimenti necessari di almeno 250 milioni di euro. Dal 2006 le case popolari dell'isola sono sotto l'ombrello dell'Agenzia Regionale Aria, ma negli ultimi 15-20 anni, spiega l'assessore ai lavori pubblici Antonio Piu, il patrimonio immobiliare è stato gestito in modo pessimo e l'agenzia necessiterebbe di una riorganizzazione. Infatti ad oggi non si è nemmeno in grado di quantificare la domanda degli alloggi popolari in Sardegna, addirittura manca appunto una vera e propria mappatura delle richieste. Però appunto, viste le difficoltà economiche in cui versa l'isola, si può ipotizzare che sia molto alta, anche perché i dati sono esclusivamente in mano ai comuni. L'assessorato alla regione, che però gestisce le case popolari, non dispone neppure di un software per raccogliere i numeri dei vari territori. Problemi di tipo burocratico dunque, che ovviamente rallentano l'iscrizione delle persone all'interno delle graduatorie, che impediscono di poter lavorare all'interno delle case popolari ed eseguire eventualmente dei lavori di ristrutturazione in case che sono al limite del fatiscente, dove bastano poche gocce d'acqua per diventare poi dei veri e propri laghi, con infiltrazioni di muffa, con intonaci che si staccano. Questo nel migliore delle ipotesi, senza poi andare a parlare di palazzi che sono veramente sul punto del crollo. Spiega Piu che i processi appunto di Aria andrebbero aggiornati e l'organizzazione è talmente vecchia che addirittura, spiega l'assessore, né i padri separati né le donne che subiscono violenza sono uno status contemplato dal regolamento per avere diritto alla casa. Però appunto dal punto di vista dei lavori, che non sono più rinviabili ovviamente, perché appunto le case sono vecchie, costruite a volte anche 40-50 anni fa se non di più, andrebbero sicuramente ristrutturate. E l'Unione Sarda, nell'articolo a firma di Sara Marci, si concentra soprattutto sullo stato delle case popolari di Sant'Elia, dove circa 800 famiglie sono in lista d'attesa e dove le persone che vivono all'interno dei palazzi si ritrovano ad abitare in appartamenti che in un mondo normale non dovrebbero nemmeno avere l'agibilità. A Cagliari, ad esempio, non ci sono abitazioni a sufficienza per poter riuscire a sfrondare un po' le liste d'attesa e, come detto, circa 800 famiglie sono in attesa di sapere se potranno ottenere una sistemazione tra le case appunto di area dell'agenzia regionale e quelle messe a disposizione dal comune. Ci sono addirittura persone che non sono entrate nella graduatoria del 2009 e anche nell'ultima graduatoria, nell'ultima riapertura del 2021, non sono stati inseriti, quindi con circa 10 anni di attesa per poi ritrovarsi senza nulla in mano. E poi, come detto, la qualità degli appartamenti lascia a desiderare, con la stessa area l'agenzia regionale della casa che ha individuato come impronosticabili alcuni interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di numerose situazioni di precaria condizione degli edifici. Questi sono circa 28.000 su tutto il territorio regionale, con problematiche più o meno equamente distribuite, racconta Marci all'interno dell'articolo, insieme al malumore ovviamente di chi, pur essendo bisognoso, pretende di vivere in maniera dignitosa. Torniamo a parlare di trasporto aereo, perché è stato un weekend difficile negli scali dell'isola a causa del malfunzionamento dei radar negli aeroporti del nord Italia, che appunto hanno causato numerosi ritardi anche in Sardegna. Lo racconta Serena Lullia sulla Nuova Sardegna, pagina 5, raccontando che ad esempio il volo da Orio al Serio dall'aeroporto di Bergamo per l'aeroporto di Olbia è stato riprogrammato ad esempio per questo pomeriggio alle 16:55 a causa dei gravi ritardi che sono stati accumulati nel corso della giornata. Gran parte dei passeggeri hanno poi scoperto dell'effettivo ritardo del loro volo soltanto una volta arrivati al gate e fino a quel momento non erano in grado di sapere se il loro aereo fosse puntuale o meno. Il problema tecnico del radar di terra, racconta Lullia, si è manifestato nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è parlato di possibili problemi al software che avrebbe causato il blocco dei sistemi dei radar. Gli aeroporti non sono rimasti però del tutto scoperti, perché, spiega Lullia, in simili circostanze è previsto un piano B con l'attivazione di un sistema di riserva in attesa del ripristino di quello principale. Se mi chiedete cosa voglia dire questa cosa e quale sia il piano B all'interno degli aeroporti dal punto di vista dei radar, sappiate che non ne ho la minima idea, quindi vi invito eventualmente a cercarlo. Comunque diciamo che l'informazione più importante che arriva a seguito di questa giornata nera per gli aeroporti dell'isola è che potrebbero verificarsi dei problemi anche oggi, anche se l'ENAV, l'ente nazionale per l'assistenza al volo, ha assicurato che il traffico aereo sta tornando alla normalità ed è stato risolto il problema tecnico che ha riguardato il sistema operativo che gestisce lo spazio aereo negli aeroporti del nord-ovest della penisola.
Parliamo di cronaca perché ieri ad Orgosolo c'è stato un tentativo di omicidio in piazza durante la sagra di Gustos e Nuskos che ha richiamato tantissime persone nel paese della Barbagia. A essere stato colpito all'addome da un proiettile è stato Antonio De Vadis, 25 anni, allevatore residente a Orgosolo, che è stato prontamente trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è attualmente ricoverato anche se non è in pericolo di vita. Secondo quanto racconta Marilena Oronesu a pagina 22 sull'Unione Sarda in cronaca di Nuoro, i carabinieri avrebbero dei forti sospetti su una persona che però attualmente si sarebbe resa irreperibile e le indagini sono ancora molto difficili perché innanzitutto non ci sono a quanto pare testimoni oculari e secondo anche quanto raccontato da Luciano Pilas, pagina 17 invece sulla Nuova Sardegna, anche le telecamere di sorveglianza che si trovano all'interno della piazza sono state messe fuori uso da delle fucilate e mai poi sostituite. Non è chiara appunto la dinamica, se sia scoppiata una lite che poi è degenerata e qualcuno ha tirato fuori la pistola oppure un ferimento che sia stato del tutto accidentale con un colpo che è partito appunto una persona che era in possesso dell'arma in un momento concitato della festa durante la quale c'erano tantissime persone che camminavano per le vie del paese e hanno reso la ricostruzione dell'episodio ancora più complicato. E oggi è lunedì, quindi come nostro solito parliamo anche di sport perché ieri hanno giocato sia la Torres, sia il Cagliari, sia la Dinamo, quindi andiamo un po' in ordine di categoria perché il Cagliari di Davide Nicola ieri ha battuto per 3-2 in rimonta il Torino di Vanoli. Una vittoria, la prima in casa dei rossoblù che erano andati inizialmente in vantaggio col gol su punizione di Viola per poi essere recuperati dal colpo di testa di Sanabria proprio allo scadere del primo tempo. I Granata poi sono andati in vantaggio col gol di Linetti e a quel punto il Cagliari è riuscito a ribaltare la partita col primo gol in maglia rossoblù di Palomino, subentrata l'infortunato Mina e poi all'autogol di Coco propiziato dall'azione di Piccoli. Da segnalare anche poi la parata decisiva di Scuffet al 92esimo che ha parato un colpo di testa a botta sicura che avrebbe fissato il risultato sul 3-3 dopo una partita che è stata molto combattuta. Un Cagliari che quindi non muore mai, che sta trovando sempre più l'energia per riuscire a ribaltare la partita ed è forse quello che fondamentalmente si riporta anche dietro Nicola di una partita di questo tipo con i primi 3 punti in casa vinti in rimonta. Uscirne vivi è difficile in questi casi, ha confermato il tecnico piemontese, a riprova però di una grande prova di tutti dove la squadra è riuscita a compattarsi anche dopo l'iniziale svantaggio e a recuperare la partita credendo appunto sempre di poterla recuperare. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dei rossoblù e che però se prima non erano da buttare probabilmente ora non sono i fenomeni e a far ragionare su sto punto è sempre lo stesso Nicola. Infatti la produzione di gioco c'è sempre stata, spiega il tecnico, e adesso è un periodo dove creiamo e raccogliamo frutto del momento, soprattutto anche però del lavoro, perché più si lavora più le cose ti riescono e forse è proprio questo il fatto che il tecnico è riuscito finalmente a fare un po' quadrare quegli equilibri che aveva cercato di costruire in ritiro e si sta vedendo un po' anche la mano del lavoro che è stato fatto in questi mesi e che appunto soprattutto a livello mentale sta iniziando a dare i propri frutti. Come detto andiamo in ordine di categoria, parliamo di basket, Serie A perché la Dinamo in trasferta a Brescia ha perso per 94-87 nonostante i biancoblù nel finale abbiano provato a risalire da almeno 22, maturato dopo un terzo quarto disastroso. Markovic si porta via delle cose positive da una partita di questo tipo nonostante la violenta e senza aggressività ma appunto la determinazione a provare a riaprire una partita nonostante poi la rimonta non sia andata a buon fine. La Dinamo è mancata soprattutto nei rimbalzi in attacco e in difesa con i pivot di Brescia che hanno fatto la voce grossa sotto canestro con un pacchetto di lunghi che in questo momento nella Dinamo fatica ancora a prendere il giusto ritmo. E guardando anche i numeri e le statistiche, la Dinamo migliora un po' nel tiro da 3 con i biancoblù che durante la partita hanno tirato più e meglio rispetto a Brescia, fermando le statistiche a un circa 35% dall'arco. A trascinare i sassaresi soliti Fobs e Sokolovski che stanno tenendo a galla la Dinamo con 19 punti a testa, anche se sono stati 6 i giocatori sassaresi che hanno raggiunto la doppia cifra.
E per una Dinamo maschile che esce sconfitta c'è una Dinamo femminile che invece vince e convince. Vittoria per 33-74 contro la Lupe Basket per le ragazze di coach Restivo, trascinate da Gonzales, autrice di 23 punti a referto. Le bianco-blu, come già fatto vedere più volte in questo inizio di stagione, partono a rilento scivolando sino almeno 15, poi nonostante le difficoltà a costruire in attacco e non tenere l'1 contro la squadra veneta, nel terzo quarto arriva la reazione delle sasseresi dal punto di vista difensivo, realizzando un mini break di 59-53 a 12 minuti dalla fine della partita. A quel punto però l'inizio della partita è cambiata, con le sasseresi che dilagano fissando appunto il risultato su 83-64. È la seconda vittoria stagionale per le sasseresi, che si riportano insieme a Faenza in scia di Venezia, che al momento occupa il terzo posto. In conclusione, a scendere ieri si è giocata anche la Serie C, con la Torres che, come raccontato dalla Nuova Sardegna, ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Ternana. A sbloccare la partita è stato al quarto d'ora dalla fine Zambataro, e poi una sfortunata deviazione di Dametto ha permesso agli abruzzesi di pareggiare. Ternana, che è una delle squadre che in questo momento sono più attrezzate per la promozione diretta in Serie B, con Greco che ha definito quella dei rossoblù una gran partita nonostante l'amaro in bocca per essere andati in vantaggio e per poi aver rimesso da soli in partita la squadra abruzzese. Come raccontato da Roberto Muretto, pagina 22 pagina 23 sulla Nuova Sardegna, i rossoblù hanno giocato meglio della Ternana e in questo momento si trovano in scia della capolista Pescara insieme alle altre squadre che ambiscono a un posto nei playoff. 4 punti di distanza per la squadra di Greco dal Pescara, prima in classifica, con i sasseresi che nel prossimo turno saranno impegnati nel testacoda in casa del Legnago, ultimo in classifica. E questa era la nostra ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento quindi è per domani, martedì, sempre a partire dalle ore 8. Se volete, questa e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Come detto, quindi ci sentiamo domani. Un saluto da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione e l'augurio di un buon inizio settimana. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.